Visto l'importanza del settore agroalimentare e di una richiesta sempre maggiore di consegna a domicilio, ecco che Confagricoltura ti porta i prodotti del territorio a casa. Quest'oggi abbiamo un prosecco Conegliano Valdobbiadene nella versione tranquilla, una delle versioni più rare, una vera e propria nicchia. Quindi troviamo sempre un vino composto da uve glera, ma non con una seconda rifermentazione, bensì una versione ferma. Di un'azienda, il Canevon, storica nel territorio. Pensate che ha dei vigneti che hanno anche più di 40 anni d'età. Ma visto che spero di avermi incuriosito, andiamo a assaggiarlo. Un colore giallo paglierino, luminoso, con una bella trasparenza. Andiamo alla rotazione, visto che bollicine non ne abbiamo sul calice. Quindi una media consistenza che quindi ci fa pensare a una bella freschezza di questo calice. Le note sono tipicamente fruttate, la pesca, la mela, la pera e anche un po' di mandorla, contornate da sensazioni florali molto piacevoli. Al gusto è secco, è fresco, la componente comunque dell'uva, del glera si percepisce nella sua parte aromatica. Un finale medio-lungo che ci permette con questo corpo di media struttura a pensare a degli abbinamenti anche territoriali. Esempio, io una volta l'ho provato con il risotto con le erbette di campo primaverile, ve lo consiglio.